siamo ancora qua e siamo anche un po' stanchi. Pensiamo di tenere duro perché trovo assurdo e ingiusto che intanto con tranquillità si prendono tutte le loro pazienze e ci fanno rimanere così a lungo in queste condizioni. Una risposta chiara dalla Regione, lo sblocco della cassa integrazione che aspettano da primavera. Dopo 7 giorni non hanno nessuna intenzione di scendere dalla torcia a 150 metri d'altezza della Vinis di Porto Marghera, la loro ex azienda, Davide Zampieri e i suoi 4 compagni. Una battaglia per le loro famiglie, tutti a casa hanno lasciato moglie, compagni e figli piccoli. Da 8 mesi noi siamo senza stipendio, abbiamo firmato la cassa integrazione di un anno, è passato già un mese, l'ultima CIGS ricevuta è di aprile, allora voglio dire ok, è la regione, ma che sta benedetta regione, alla fine decida quello che deve fare. A fine maggio l'ultima delusione, il tentativo di salvataggio in extremis messo in campo dal ministro Zanonato, tutto naufragato di fronte alla dichiarazione di fallimento. Lo stesso ministro, in visita nel veneziano a Portogruaro, ammette. Dobbiamo, e ci stiamo lavorando, ci sono alcune ipotesi, trovare una soluzione che va nella direzione della chimica verde, cioè della produzione di biomassa, di oli biodiesel. E al ministro gli operai rilanciano. Se vuole convincermi a tornare giù, le armi ce le ha e se lo vuole lo può fare, però di certo perché io e i miei colleghi torniamo giù da qua vuol dire che qualcuno ha risanato i problemi che abbiamo costruito a casa per merito di questa vicenda. Pronti a sfidare il freddo, il vento, la paura, su una cosa sono tutti d'accordo. Per ora avanti tutta vogliamo che qualcuno trasformi questa storia in un sistema che ritorni, non dico vivibile come che avessimo un lavoro perché non ce l'abbiamo perso, ma che quantomeno riduca i danni di ciò che sta avvenendo in questo momento.